E ora cambiamo pagina, parliamo del 18° anno di età compiuto da By Veneto, un workshop internazionale del turismo, un incontro speciale tra imprese turistiche e buyer. Si è tenuto nei giorni scorsi By Veneto, il 18° workshop internazionale del turismo della regione Veneto. Un'ormai consolidata e apprezzata iniziativa di commercializzazione delle numerose destinazioni turistiche che fa incontrare gli operatori internazionali della domanda con quelli dell'offerta veneta. 256 buyer internazionali provenienti da 56 differenti mercati. Sono questi i numeri del più grande evento italiano di marketing territoriale. È una vera e propria borsa del turismo. L'unica grande borsa che c'è in Italia, e direi che è un momento di confronto, di vendita, perché comunque c'è chi vende che ci compra il prodotto turistico, ma anche un momento per far conoscere nei nuovi cataloghi, nei nuovi circuiti i prodotti del Veneto. Quest'anno abbiamo gente che viene un po' da tutto il mondo, quindi 10 paesi in più rispetto all'anno scorso. Numeri importanti, una stagione che anche quest'anno è in crescita, una leggera crescita, ma teniamo conto che veniamo da 5 anni in Veneto di crescita costante. Un po' tutti i comprensori tematici in Veneto sono cresciuti, chi più, chi meno, però diciamo che c'è grande soddisfazione. Un'opportunità commerciale unica per la regione più turistica d'Italia, che vede il 70% dei visitatori provenienti dai paesi esteri, dove ad emergere è il continente europeo con la Germania. Si cresce ancora, 19 milioni e mezzo di arrivi, quasi 70 milioni di presenze e si cresce ancora oltre il 2%. Ovvio che ci sono delle nuove destinazioni, dei nuovi prodotti che sono rappresentati sicuramente dai siti patrimonio dell'umanità come il Prosecco, piuttosto che tutta la partita, è bene ricordarlo, delle Olimpiadi. Quindi direi che in generale chiudiamo bene anche il 2019, anche se con qualche difficoltà dettata ad esempio dal clima. Dall'altro è bene ricordare che il 70% dei 70 milioni di presenze sono stranieri, quindi rispondono ancora bene gli stranieri e gli italiani sono in crescita. Un evento che ha l'obiettivo di promuovere il territorio nel suo complesso e di valorizzare l'attività di tutti i soggetti che compongono la filiera del turismo, strutture ricettive, agenzie di viaggio specializzate, aziende di servizi, ma anche ristorazione e servizi affini. Fondamentali infine le considerazioni sul cambiamento del turista che cerca vacanze più brevi e più frequenti e vede una continua crescita dell'extra alberghiero e del turismo emozionale. Un turismo che effettivamente non è più lungo, non stanno più settimane o 10 giorni, è breve, a volte anche addirittura un weekend, in particolare quello italiano, cioè quello domestico, e quindi su questo ci stiamo anche adeguando anche nell'extra alberghiero, quindi non soltanto nell'offerta alberghiera.